Santo Francisco de Lula, buonasera a tutti, buonasera a tutte e benvenute. Siamo in diretta nella pagina del Comune di Lula e siamo in diretta in tutti i circoli sardi nel mondo, quindi chi non è qui con noi può vedere questo spettacolo direttamente in diretta, ma per raccontare i festeggiamenti in onore di San Francesco chiamo qui con me sul palco il vice sindaco di Lula Pietro Pittalis e il parroco Don Cosseddu. Benvenuti. Eccoci qua. Dei festeggiamenti molto importanti. San Francesco è una festa veramente pittoresca, ricca di significato, ricca di significati, che raccoglie qui a Lula tanti fedeli e non soltanto di Lula ma da tutta la Sardegna, veramente in questo scenario così pittoresco. Intanto ringraziamo subito il comune di Lula che organizza questi festeggiamenti con il contributo della Regione Sardegna, assessorato al turismo per i grandi eventi di San Francesco. Pietro, che dire di questa bellissima festa? Grazie. Buonasera a tutti, è stata una bellissima giornata, veramente bella. Parlando con gli amici anche dell'amministrazione, insomma siamo tutti concordi nel ritenere che l'edizione di quest'anno sia stata quella che ha avuto maggior successo, veramente un flusso di turisti veramente molto, molto importante. Naturalmente quando le cose vanno molto bene bisogna fare degli opportuni ringraziamenti, ovvio, obbligatori. Da una parte naturalmente tutte le cortes, perché c'è un lavoro di settimane e settimane e ho visto molta attenzione al dettaglio, quindi veramente bravi, in accordo col comune, perché il comune ha dato un contributo molto importante, perché c'è stato un raccordo tra le parti. Tutti abbiamo partecipato, però anche da questo punto di vista devo fare un plauso particolare all'assessore Teresa Lui, perché si è spesa in maniera particolare affinché tutto riuscisse perfettamente. Aggiungo, noi dall'inizio avevamo sempre ipotizzato le Cortes, gli grandi eventi, come due mix. Da una parte far conoscere la grande comunità leulese con i suoi valori di generosità, altruismo, ospitalità, che sono universalmente riconosciuti. Quindi questo per noi è veramente un valore molto importante. E quindi da una parte era offerta, come dire, i nostri prodotti tipici, un'offerta enogastronomica di altissimo livello, però abbiamo anche offerto un altissimo livello sul versante artistico-culturale. Abbiamo avuto delle mostre veramente molto belle, che sono state apprezzate da tutti, quindi per noi questo è veramente il giusto mix. Devo fare ulteriori ringraziamenti perché sono state delle giornate anche itineranti, quindi ricordo sicuramente il gruppo Mini Folk di Lula, bravissimi assieme al gruppo Folk, quindi i vari anche che si sono praticamente alternati, e poi un ringraziamento particolare, ma insieme a tutti gli altri, va anche al gruppo anche teatrale itinerante IDOS, Teresa Becciu, Elena Musio e Sebastiano Muretti, sono stati bravissimi nell'accompagnare. Quindi spero di non dimenticare nessuno, ma soprattutto ringrazio tutti voi così presenti, così numerosi. Vi aspettiamo anche nei prossimi anni e avremo sicuramente delle bellissime sorprese. Io vi ringrazio tutto e buon spettacolo per questa sera. Grazie al vice sindaco Pietro Pittalis. Adesso raccontiamo un po' questa festa veramente dai tanti significati. Un santuario, meta di tantissimi pellegrini, Zascumbessiasa, tanta ritualità, una festa antica veramente che richiama qui tante persone. Sì, è una festa tra le più importanti della diocesi, ma in questi ultimi anni è tra le 10 più importanti della Sardegna, perché è stata inserita tra le 10 feste identitarie della nostra regione. San Francesco è una devozione che all'inizio ha coinvolto tutta la zona del Nuorese. Si pensi che la prima chiesa dedicata a San Francesco nella nostra zona venne costruita ad Orosei quasi meno di 30 anni dalla morte del poverello d'Assisi, e poi si parla di questo santuario, un santuario che nei secoli ha avuto anche delle modifiche a livello di organizzazione, nel senso che si sono avvicendati diversi paesi. I primi paesi che organizzavano la festa è stato Nani,
poi è giunto Lula, poi un po' Bitti e poi un po' anche Nuoro, e quindi è giusto, ecco, dire le cose a livello storico che un po' coinvolgono diverse comunità. Però Lula ha una devozione profonda perché per loro, per i lulesi, San Francesco è il compatrono, è una devozione che richiama tanti amici da fuori, è una devozione che si rinnova, che vede l'avvicendarsi di tante persone provenienti non solo dal Nuorese ma ormai da tutta l'isola. È andata bene anche quest'anno, le celebrazioni sono state affollate, partecipate, una devozione vera, autentica, che fa ben sperare anche per la Chiesa, perché Francesco ha un messaggio da darci. Il messaggio che Francesco ha da darci è quello della conversione. Lui ha cambiato la sua vita radicalmente seguendo Cristo crocifisso. Forse oggi siamo poco cattolici perché sì, viviamo in una nazione cattolica ma non pratichiamo. Ecco, Francesco ha voluto incarnare nella sua vita il Vangelo e il messaggio che ci dà è quello di essere fedeli agli insegnamenti del Signore. Grazie. Grazie a Don Cossedu, tra l'altro una festa, i festeggiamenti che si sono svolti adesso dal 1° al 6 di ottobre, ma poi che si ripeteranno dal 1° al 10 di maggio e anche a dicembre, quindi veramente un anno, possiamo dire, interamente dedicato a questo santo così tanto amato. Va bene, allora io vi ringrazio per la vostra presenza e adesso direi di iniziare con lo spettacolo e con la serata folk. Grazie. C'è tanto pubblico qui davanti al palco e soprattutto ci sono tanti bambini e tante bambine. Fate un applauso. E mi dicono che siete il mini folk. Siete il mini folk? Non so se sentite da casa. E siete il mini folk di quale paese? Il mini folk di Lula, pronto ad applaudire o chissà quale gruppo? Il gruppo di Lula! E allora siete acclamati dai vostri bambini e dalle vostre bambine. Un grande applauso al gruppo folk di Lula! E un grande applauso anche a Francesco De Montis che accompagna, cioè avete un tifo strepitoso. Allora io direi di iniziare questa serata raccontando un po' del gruppo e facendo un po' vedere gli abiti tradizionali. Intanto sto vedendo già diverse varianti, quindi insomma chiedo alle ragazze e ai loro accompagnatori di avvicinarsi qui davanti a me. Eccoci, ecco qui. Daniela, sei chiamata, vieni alla mia sinistra. E gli uomini no, gli uomini sono timidi, ma poi ci sono 2 accompagnatori che restano isolati. Allora, vieni qui a fianco a me. Allora, tu sei Daniela e tu sei? Mariangela. Allora, Daniela e Mariangela che indossano 2 abiti differenti. Intanto uno si chiama la variante a panno su Evannu, mentre l'altro è la variante di lana su Euresi, quindi quello col panno immagino sia il tuo perché hai su Mucadore e l'altro invece il tuo perché ha lo scialle. Sono 2 abiti veramente ricchi ed estremamente caratteristici e belli. Possiamo vedere qualche differenza? Intanto insomma vediamo che tu indossi intanto nella gonna. La gonna è diversa e poi quella a Giocoritu, e invece io indosso giù zippone. E vabbè, cambia anche il fazzoletto, che è diverso. Chiaramente tu hai lo scialle e tu hai il fazzoletto annodato, quindi su Mucatore e sono veramente 2 abiti preziosi e molto molto belli. Fate un applauso però. Allora bambini, perché qui non stiamo sentendo il tifo. Tu come ti chiami? Elia, fate un applauso anche a Elia. Allora, la prima volta che vi ho visti sul palco era il 2022, quando per fare un omaggio appunto
alla Vergine, alla festa, avete deciso di ballare e poi insomma vi è rivenuta voglia, possiamo dire. Adesso da quest'anno state riprovando e vi state esibendo sui diversi palchi. Siete veramente molto belli e molto bravi, avete una grandissima tradizione di ballo, tanti balli, quindi insomma adesso proseguite e andate avanti. Vi lascio subito andare dai vostri compagni e compagne. Adesso il primo ballo. Voi avete... Che ballo vorreste vedere? Vediamo se indovinate il primo ballo che il gruppo folk ci farà vedere. Hanno indovinato. Hanno indovinato. Subassu Torratu. Questo è il primo ballo che il gruppo folk di Lula ci farà vedere, un ballo cadenzato, e così apriamo questa serata. Fate un grande applauso al gruppo folk di Lula, Subassu Torratu.
E adesso acceleriamo un po' il ritmo con Su ballu l'estru. Bambini e bambine, come hanno ballato? Vi stanno promuovendo a grandi voti. Poi vi chiedo il voto, va bene? Quindi state molto attenti. Su ballu l'estru, il gruppo folk di Lula, all'organetto Francesco De Montis.
Grandi applausi per il gruppo folk di Lula. Su Ballo Lestru mette sempre in evidenza la bravura dei ballerini e delle ballerine. Un grande applauso a voi e ci rivediamo più tardi. Grazie. E mentre salutiamo il gruppo folk di Lula, adesso lasciamo Lula e ci spostiamo nel Marghine e più precisamente a Silanus. Un grande applauso al gruppo folk Tradiciones Populares di Silanus. Eccoli. 1974 è l'anno di nascita di questo gruppo folk, nato dalla passione di diversi amici che avevano piacere di portare avanti, di valorizzare le tradizioni di ballo, di musica di Silanus, tra l'altro paese famoso anche per il tenore. Francesco, chi di voi è Francesco? Eccoti qua. Francesco è? Viola. Francesco e Viola. Stavo iniziando a raccontare un po' la storia del gruppo folk. 1974 dicevamo l'anno di fondazione, avete partecipato sempre alle più grandi manifestazioni della Sardegna e poi nel 2006 diciamo è rinata questa formazione anche con un gruppo folk, con un mini folk. Il mini folk è sempre molto importante. Intanto guardate come sono attenti i bambini e le bambine, non perdono neanche un passaggio. Allora Francesco, come possiamo descrivere il vostro abito tradizionale? Su muccadore, su yuricammato, sa camisa, sin busto, sa farda e sa unedda. Invece il maschio sa berritta, su gilet, su zippone, sa unedda, e sa raga e sa messa scarsa. Viola ha 16 anni. Domani devi andare a scuola? Sì. Ti ha minacciato tua mamma? No? Però ovviamente andrai, vero? Ok, allora potete riaccomodarvi. Il primo ballo che il gruppo folk Tradiciones Populares ci farà vedere è su ballo sardo, su ballo de Tiu Nanneddu. Tiu Nanneddu era un suonatore non vedente di Silanus e questo è proprio il ballo tipico di Silanus. Li accompagna Agostino Cappai e quindi lascio subito il palco, fate un grande applauso al gruppo folk Tradiciones Populares di Silanus.
ora su Dillu, questo ballo allegro che colora sempre le feste di tutta la Sardegna. Un grande applauso al gruppo folk Tradiciones Populares di Silanus. Agostino Capai li accompagna su Dillu.
Il gruppo folk Tradiciones Populares di Silanus, grandissimi applausi anche per loro, un grande applauso anche ad Agostino Cappai e ora li salutiamo con un basso dorrau. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno vedendo da casa e tutti i sardi all'estero che hanno l'opportunità di vedere, anche se da lontano, le nostre tradizioni. Finora abbiamo visto il ballo sardo, 2 varianti di ballo sardo, abbiamo visto gli abiti tradizionali di 2 diverse zone della Sardegna e adesso cambiamo genere, lasciamo il ballo, però si potrebbe anche ballare con loro e ci apprestiamo ad ascoltare il canto a tenore. Un grande applauso al tenore Sant'Antonio di Lodè. Eccoli che si avvicinano qui sul palco. E quando parliamo di Lodè stiamo parlando veramente di un luogo dove il canto a tenore è pratica viva. Avete diversi gruppi a tenore, ma ciò che mi piace di più di Lodè è appunto che si canta sempre, si canta ovunque, è proprio una pratica viva e una pratica comunitaria. Il canto a tenore è questo canto artistico, questa espressione artistica tipica soltanto della Sardegna. L'UNESCO ha deciso che fosse patrimonio dell'umanità e così insomma abbiamo il dovere di tramandare sempre questo nostro canto. Intanto il bello della diretta è anche questo, la predisposizione del palco. Io mi sposto così insomma possiamo continuare a raccontare un po' di che cosa si tratta, cos'è il canto a tenore. Appunto dicevo questo canto arcaico, misterioso, perché la sua bellezza è data proprio da questo, perché di fatto non è che si conoscano le sue origini e anche se tanti studiosi hanno cercato di attribuire diversi significati, ma il mistero è ciò che attribuisce ancora di più fascino a questo canto così antico e così particolare. E adesso, se i microfoni sono pronti, perfetto, vi presento il tenore di Lodè. 1995, l'anno di fondazione del tenore Sant'Antonio. Loro hanno avuto l'opportunità di cantare veramente ovunque in Sardegna e non solo. Hanno inciso 5 CD e in questi CD, in uno di questi c'era anche Peppino Farris del tenore Sant'Anna. Intanto fate un grande applauso a Paolino Nanu. Paolino ha cantato in tutte le formazioni di Lodè, tu sei il cugino in primo grado di Pretedu Nanu, una delle voci più belle della Sardegna. E ora vi presento il tenore. Un grande applauso al tenore Sant'Antonio di Lodè. Saoghe Fausto Farris. Mesuoghe Paolino Nanu. Contra Arturo Sanna. Bassu Mirko Carta. E ora se siamo pronti vi lascio subito il palco. Una presentata canto a Saseria, un bassu dorradu e un ballu lestru. Ci siamo? Un grande applauso al tenore Sant'Antonio di Lodè.
In questa ida bella e ospitale, de cantare mervenni du abidea. Oh, abidea. Pro questa festa tradizionale, sai dalla saluto, tu in chi si speranzi ad esser gradito, porte ringraziamo prosim Iteran una die risplendente, placida senentue Sospuzone scantendendo ogni sito, in sa campagna in soro allegramente Sunidusi siana in suramu vozidu de saulia o secularea mentre io godia contemplare cuddu simpatici si muricamua su sole brillante geolezia mi scaldian su fronte in sormomento mi scaldian su fronte mi scaldian su fronte sos pastores infatu a sos armento, cantaiana sos antico ormuto mio. Cantaiana sos antico cantaiana sos ma una notte va coesa appostata in su cortile in palarde in su cortile in palarde in un bevi poserio e sicuro che non te dai ladroso abitare, che non te dai ladroso abitare, che non te dai ladroso abitare, e si dà che lughetta de sulentore e geo che ne mantu poveri e geo che ne mantura o poveri
sa spala mi tremia anda e suvritu come te un misero pastorea come te un misero pastorea vitun incantuto tu su criado ridian sas campagnas ridian sas campagnas e falaian a umbras e profumada da su monte de Quercos coronada dai su monte de Quercos coronada dai su monte de Quercos e falaian a umbras profumadas, e falaian a umbras profumadas, e falaian a umbras profumadas, dai su monte de Quercos de Quen, dai su monte de Quercos coronada, dai su monte de Quercos coronada, dai su monte de Quercos, su sole di brillante geologia, mi scandían su fronte y son momentos, sos pastores en sos pastores infatuosos armentos, sos pastores infatuosos armentos, cantan a sos antic, cantaían sos anticornutos míos, cantan a sos anticornutos míos, cantan a sos antic, cantaían a sos anticornutos. Diana benisi sa notte bruna, in argentata come in tunistella. Scador bianco so a tirella guidan chi sarpune es una luna. Diana Benin, sin sa notte bruna, Diana Benin, sin sa notte bruna, in argentata come tu stella, un'argentata come Diana Benin, sin sa notte bruna, Diana Benin, sin sa notte bruna, in argentata come in argentata con tu stella, due scador bianco s'attirella, guidan chi sarpune, e guidan chi sarpune su una luna, oh fantasia de sa notte bella, oh fantasia de sa notte bella, chi mi viene in mente, e chi mi viene in mente, chi mi viene in mente una come quiso dormire. E come quiso dormir in sana dia, come quiso dormir in sana dia, terra se sto tu canta poesia, terra se sto tu canta. Diana Benin, in sa notte bruna, Diana Benin, in sa notte bruna, in argentata come te. Balulistru. Viores amorosos y tenades
chi s'arpozza s'allegra armatotina e poi rondinella schiolades accanto a sarmontanas Ite viore amoroso, ite viore amoroso, a poi, ite viore amoroso, a poi lui surato su visuto delicato, samente mia, incantato, samente mia, e ite viore amoroso, a poi lui surato su visuto delicatosamente mia, interiore amoroso, a poi misurato su visuto delicatosamente mia, visi sola in su giardino, camminende innamorata, camminende innamorata, bidende a me, ser palava, bidende a me, ser palava, da ende mi sa mano sacrava, da ende mi sa mano sacrava, da ende mi sa, oi custulis che solo tu, e amore dur che divino, amore dur che divino, ite viore amoroso, ite viore amoroso. Grazie a tutti. Un grande applauso al tenore Sant'Antonio di Lodè, grazie. E adesso, dopo il canto a tenore, ancora un gruppo folk, un gruppo di ballo. Questa volta ci spostiamo nell'Oceano, accoglieteli con un grande applauso. Loro sono il gruppo folk su Furione di Nule. Nule, appunto un centro che si trova nell'Oceano, famoso per i suoi tappeti dal disegno così particolare, tappeti che vengono messi in mostra, che vengono raccontati da ben 21 anni ad agosto in una rassegna internazionale del folklore, così insomma Nule si racconta. Ma adesso vediamo un po' i vostri abiti tradizionali, anche perché insomma ci stanno vedendo gli amici all'estero, quindi raccontiamoli un po'. Intanto chiedo se è possibile spostare questi microfoni, perché così insomma poi il gruppo può ballare. Allora, eccoci qua, mi metto al centro. Intanto siete bellissime, insomma, diciamolo, perché le donne c'è un fascino diverso. È veramente molto molto bello indossare gli abiti tradizionali. Tra l'altro i vostri abiti sono praticamente tutti abiti antichi, quindi abiti che arrivano insomma dai vostri parenti, dalle vostre ave. Qua ci sono due tipologie diverse, vero? Uno è su Gorittu e l'altro è su Zippone. Immagino che il tuo sia su Zippone perché contiene queste, come si chiamano, queste perline luminose che insomma illuminano così l'abito. Sarnacareddas. Invece il tuo abito è un abito a Corittu. Sì, è alla buttonera. Allora vediamo questa buttonera così
così preziosa, ma non ho chiesto i vostri nomi, qua siamo partiti subito a descrivere gli abiti e non ho chiesto i vostri nomi. Adriana. Ritta. Non c'è neanche un ragazzo che si avvicina qui a mostrare il suo abito. Gli uomini sono sempre più timidi, Allora, qui stai dando gli ordini. Allora, chi si deve avvicinare? No, parlano loro. Parlano loro. Allora, come vi chiamate? Francesco, Valentino. Allora, io qui vedo chiaramente due tipologie diverse. Com'è il tuo abito? Questo è steso, belluto ferrato ed è più moderno, diciamo. È uscito dopo. E questo è liscio. Ed è un abito quindi più antico. Allora, abbiamo visto la bellezza di questi abiti tradizionali, tra l'altro anche Giuseppe Biasi nello sposalizio di Lule ha riportato la bellezza dei vostri abiti, quindi insomma abiti che meritano di essere mostrati ed essere visti. Allora, io vi ringrazio, vi potete riaccomodare così insomma possiamo anche vedere i vostri balli. Il primo ballo che il gruppo folk di Nule ci farà vedere è Sulenu Ziradu all'estru, quindi si parte piano appunto con su ballo Lenu e poi con sull'estru il ballo accelera. Vi accompagna all'organetto Michele Torre. Michele Dore. Fate un grandissimo applauso al gruppo folk Suvuriani.
Il prossimo ballo, che è il gruppo folk su Furione di Nule, mi metto così sono proprio in mezzo al gruppo. Il prossimo ballo che il gruppo folk su Furione ci farà vedere è Sadilla o Sadanza, è il ballo tipico del Goceano, ovviamente nella variante nulese. Sadilla, il gruppo folk su Furione di Nule, e li accompagna Michele Dore. Questo era il gruppo folk su Furione di Nule. Ancora un grande applauso per loro. Ci salutano a suono di Ballulestru.
folk su Vurione di Nule, e ci saluta anche Michele Dore che li ha accompagnati all'organetto. Adesso riaccoglieteli con un grande applauso il gruppo folk di Lula. E un applauso anche perché questa serata, questa manifestazione è stata organizzata da loro, quindi è stata curata dal gruppo folk di Lula. Eccoli qua, sono di nuovo schierati per farci vedere altri due balli della tradizione lulese. Li accompagna sempre Francesco De Montis, e il primo ballo che ci faranno vedere è un ballo useriu, un ballo antico di Lula, con su ballo useriu il gruppo folk di Lula, all'organetto Francesco De Montis.
Questo era su ballo serio. Adesso per chiudere questa serata uno dillu, questo ballo che viene ballato veramente in tantissime parti della Sardegna, ma ognuno in modo diverso. Adesso vedremo la variante che si balla qui a Lula. Fate un grandissimo applauso al gruppo folk di Lula e adesso godiamoci questo dillu.
Con Sudillu ci salutano gli amici e le amiche del gruppo folk di Lula, ma restate ancora qui con me perché salutiamo tutti insieme coloro che ci stanno vedendo da casa, quindi i circoli sardi all'estero. Ringraziamo ancora il comune di Lula che ha organizzato questa festa con il contributo della Regione Sardegna, assessorato al turismo per i grandi eventi in onore di San Francesco. Ma adesso la serata prosegue, io vi saluto e quindi potrete uscire accompagnati da Francesco De Montis. Vi saluto così la festa prosegue. I festeggiamenti in onore di San Francesco, abbiamo cercato di raccontare su questo palco diverse tradizioni della nostra isola, dal ballo al canto a tenore e soprattutto gli abiti tradizionali della nostra isola. Ma adesso proseguiamo con un ballo dedicato alla piazza, un ballo suonato da Francesco De Montis. Francesco De Montis è di Lula, ha iniziato a suonare all'età di 9 anni con il padrino Tonino Sale, anche lui di Lula. Accompagna diversi gruppi folk e suona in diversi gruppi etnici con il gruppo Sonadas con Giuseppe Pintus e poi suona nei gruppi Durusia e Cumpanzo su una collaborazione con Valentina Chirra e Fabio Onnis che salutiamo. Un grande applauso a Francesco De Montis. Che cosa ci farai ascoltare? Un ballittu, Francesco De Montis.